mettiamo a posto ancora due cavi, ma siamo pronti, ecco, ha mandato l'ok della regia e siamo pronti anche per mandarlo, diciamo, in Mondovisione. Ladies and gentlemen, signori e signori, un benvenuto e un grande applauso per l'atleta. C'era grande attesa, siamo contenti di avere qui l'atleta e avere qui la possibilità di ascoltare, di presentare questo nuovo lavoro che si chiama Miraggi, che io posso dire l'ho visto nascere questo disco, perché poi magari spieghiamo meglio, no, a parole. Adesso o dopo? Dopo. Però diciamo volevo fare un'anticipazione, diciamo uno spoiler, come si dice adesso. Con Mau ci trovavamo la mattina verso le 10, correva l'anno 2019. Che era l'anno scorso, Sì. adesso sapere una cosa che dici. Siamo incontrati un po' di volte e abbiamo fatto un po' di scambi musicali. Vabbè, adesso direi che sembra una cosa. Musicali. Vabbè. Lui guardava la ragazza che abitava di fronte e diceva carina. Vabbè, eccetera, si ispira. No, dicevo carina, carina. Solo io no, cioè solo io, diciamo, tu no, tu non la guardavi, tu non la vedevi. Cioè, Io lo vedevo con l'occhio da vicino, diverso. Tu ce l'avevi sempre lì. Tu Vabbè, ma che c'entra Niente. adesso? Quella non è che ha ispirato l'album. Noi adesso siamo qui a presentare un lavoro, diciamo c'è già stato un videoclip che è stato anche, come dire, anteprima su Rolling Stone, hai fatto anche delle cose chic. Sì, abbiamo avuto la fortuna di andare con questo video di Viva la vita su Rolling Stones, è stato un grosso successo, durato poco. Vabbè, però Ma l'importante era anche lo slogan. Viva la vita, vabbè. Viva la vita. Quindi cosa cominciamo stasera? Vogliamo cominciare così? No, perché partiamo da una cosa più balneare, secondo me, è vero? Una cosa più... Da cosa partiamo? Partiamo... chiedi No, a lui, no, scusa. volevo parlare anche con i ragazzi qua del gruppo. Vabbè, poi ripresenti con calma, Vabbè, adesso dobbiamo fare una cosa che ne devi fare di canzoni. Partiamo per con Ibiza. Oh, vedi, qualcosa di più balneare. Ibiza, Sì. questo isolotto che ti ha... Vabbè, non ci dire niente, dai, suonala allora, dai, non ci dire, non è il caso. Ibiza si chiama, come la macchina. No, come dico. No, vabbè, come? Vabbè, Ibiza, siamo sicuri? Vabbè, maestro, possiamo andare? Ibiza. Non diciamo più niente. Ma se vuoi dire qualcosa, no, adesso adesso- puoi dirlo anche dopo. No, se Ibiza- vuoi. se Puoi no, dirlo no, anche dopo, puoi dirlo anche dopo. No, voglio cantare adesso. Preferisce? Allora facciamogli un applauso, signore e signori, è la prima volta che lo fa qui al salotto l'atleta e questa è Ibiza. Mi fa piacere pensare di sapere che hai un debole per me, solo che c'è troppo da aggiustare su questa nave. Oh. Mi fa piacere certamente che qualcuno si preoccupi per me. In fin dei conti non me la passo mica male. E me ne stavo lì a guardare, sempre perso in questo stesso mare. Voci di influenze cosmiche lontane che ci verranno a salvare. Mi fa piacere pensare di sapere che con due teste non sai dove guardare. In fin dei conti colgo insolito piacere, vedo uno spazio immenso da questa nave. Oh, l'oceano Pacifico. Nei mari d'Africa. Mi fa piacere pensare di sapere che c'è sempre un buon motivo
almeno uno, un abbagliante senza luce nella notte, un bicchiere di Coca-Cola, sembra la felicità. E me ne stavo lì a guardare, sempre perso in questo stesso mare. Voci di influenze cosmiche lontane che ci verranno a salvare, mentre stavamo ad aspettare sotto l'ombra di questo stesso mare. Voci di influenze cosmiche lontane che ci verranno a salvare, che ci verranno a salvare. Ibiza, questa era Ibiza, questo primo brano che è presente in questo LP che è uscito da poco. Da quanto è uscito? È uscito il 12 dicembre. 12 dicembre, proprio un paio di mesi, non c'è neanche 3 mesi, che è la seconda canzone di questo album, Ibiza tuo. Diciamo, la prima l'hai già presentata col video, perché era quelli Viva la vita. Io dicevo che insomma questo album l'ho visto nascere perché forse ho suonato qualche chitarrina in qualche cosettina. Sì, hai suonato su Io ti conosco, che faremo dopo, la chitarra acustica. Molto bravo. Se qualcuno cerca come prima un chitarrista, bravo. Sull'acustica però è una cosa d'accompagnamento. Sì, più acustica. Più acustica che altro, è chiaro, più acustica. No, voglio dire, però questo disco è una sorta di luogo di incontro, perché se non sbaglio sono passati poi diversi musicisti, no? Sì, anche Guido Nebbiolo. Grande Guido È passato anche Dejan, che tra l'altro stasera riesce a suonare la batteria in una maniera quasi psicologica, diciamo. Tu c'è la batteria, però ci pensi e quella suona, è una cosa incredibile, non so come fa. È anche buono da mixare, che non fa troppo casino con i piatti, eccezionale. Sono bravo! Bravissimo, bravo. Ma si sente lo stesso, perché io ho un vocione, poi abbiamo un ambientale che risolve. Eventualmente si deve dire. Ha cantato qualcosa prima? No, ha suonato la batteria in questo pezzo, se non sbaglio io. Ho ipnotizzato. Vabbè, quindi hai avuto diversi odi, hai detto Nebbiolo, poi... Sì, poi che c'è stato? Ma non ero tanto, poi c'è stato Fano, un mio amico che non è qui presente tra noi purtroppo. Vabbè, adesso sembra che è mancato. No, c'è. È chiaro, magari... È un mago lui è il mago del ritmo. Sì, avvicinati al microfono quando parli. È il mago del ritmo. Perché lui nel frattempo non l'ho più visto. Perché lui è un esploratore. Ha fatto il Boy Scout, cos'è? In che senso? No, un esploratore delle montagne. Vabbè. Allora... Cammino nei boschi. Sì. Quindi sei partito a un certo punto però adesso è tornato. È tornato per fare la tournée con te. Esatto. Vabbè, dai, adesso non mi hai fatto agitare, sembrava una cosa come ti avessi chiesto una cosa. Va bene, adesso è giusto, anche perché è una maniera di parlare che spiegata, diciamo così, con calma, si capisce anche da casa. Allora, la prossima canzone, che sarebbe poi la seconda, qual è? Qual è la prossima canzone? Viva la vita. Qui ha invertito prima con la seconda. Viva la vita, di questa c'è anche un bellissimo videoclip dove tu zampetti, diciamo, vero? Sì. Salti un po'. E per Viva la vita vedo che il maestro Dejan si prepara, diciamo, a fare un exploit dei suoi. Adesso forse con la camera da casa si vede solo una silhouette. Non si vede però... con la camera da casa, possiamo inclinare No, ma si vede, perché poi è giallo, si vede, diciamo. Si è messo davanti anche come un salame davanti alla finestra, praticamente. Davanti alla cassa si è messo. E a te questa cosa è una cosa che avete provato. Occhio che poi da lì si sente. Va bene, allora viva la vita e spartiamo sdraiati, perché poi si tirerà su. Viva la vita. Va bene.
mi sento strano. Che cosa c'è? Si muove piano vicino a me, senti che viva, non la controlli, ma se andiamo a cazzo. Scusate un attimo. Questa è l'anticipazione. Era Rila, dovevi fare anche Rila, come nel down, era Rila, 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 Rila. Mi sento strano, che cosa c'è? Piano, vicino a me, senti che viva. Facciamo un strumentale. Che mi accontento anche senza di te, che mi accontento, mi facevi bello, mi sa che sbaglio, prendi l'ombrello e splende il sole dentro di me, che mi accontento anche senza di te, che mi accontento, mi facevi bello, mi sa che sbaglio, prendi l'ombrello e splende il sole dentro di me. Viva la vita, viva, viva, viva la vita, viva, viva, viva la vita, viva, viva, viva la vita. E corre forte, che cosa c'è? Si muove piano qui, vicino a me, senti che viva, non la controlli, ma se andiamo a fondo facci la foto, il sintetizzatore mi prende la mano, che suona solo io, che prendo il volo e suona per me, corre il motore lungo il viale, sabato mattina e splende il sole ed è tutto per me, che mi accontento anche senza di te, che mi accontento, mi facevi bello, mi sa che sbaglio, prendi l'ombrello e splende il sole dentro di me, che mi accontento anche senza di te, che mi accontento, mi facevi bello, mi sa che sbaglio, prendi l'ombrello e splende il sole. Viva, 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 viva la vita, viva, viva, viva la vita, viva, viva, viva la vita, vita, viva, vita, viva, 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 viva la vita, viva, viva, viva la vita, viva, viva, viva la vita. Allora praticamente come diciamo Baglioni, col pubblico che ti canta la canzone, che canta la strofa, non la canti tu, fai eccezionale. No, sta proprio cosa. nella strofa non l'ho cantato. Bravo, bravo, perché tu così hai spinto la gente a cantarti sopra. Diciamo. Questo del resto del singolo, e giustamente già lo conoscevano, io devo dire, non so se è sentito da casa. Cazzo, leggo 113 lì, non è che... Chi? Lì c'è scritto 113. Non lo so, cosa dobbiamo fare? Telefonare a 113?
Tu dici per colpa di Deia? No, ma lui ha Si è fatto acceso una quando ho urlato. si è acceso quando ha urlato, beh, è chiaro, è chiaro. Vabbè, allora senti, questo era Viva la vita. Adesso la prossima canzone è una canzone diciamo più, posso dire quasi maieutica, perché no, Quella prossima. perché io ti conosco, l'ho visto. Sì, sì, e allora, appunto in questa tu canzone conosci qua, te stesso, non lo so. sì, diciamo, io volevo dire in questa canzone qua, Sì. è qui E là, che lui ha suonato la sua Gibson, che ho suonato la chitarra su Sì, questa canzone. su questa No. qui. E quindi c'è nella base adesso, no? No, Ci sarà, la suono capisco. io. La suoni tu, la suoni tu. Spunto. Suona questa bella chitarrina viola. Questa è Io ti conosco, presente in questo album che si chiama Miraggi. Parti col salto in questa. Un attimo riprendere l'energia. Vuoi un bicchiere d'acqua? No? Voglio No, non fare così che già fischia. Posso così. Va bene, allora la presentiamo, signore e signori, l'atleta. Questo brano è Io ti conosco. Io ti conosco, io ti conosco. Io ti conosco, io ti conosco. Io ti conosco, io ti conosco. Ma non c'è posto, ma non c'è posto. Stasera esco, ma torno presto. Ma non c'è posto, qui non c'è posto. Vedo qualcosa di buono. Un cammello, una scimmia, un bazar. Cerco di stare sereno. Cerco di stare sereno. Ma non c'è posto, ma non c'è posto. Lì su quel treno è tutto pieno. È tutto pieno e non c'è più posto. Il suono è stereo, la mente a posto. Ma nel locale non c'è più posto. Facciamo presto che tanto è tardi. Vuoi divertirti? Gira la chiave per ripartire. Adrenalina che sta salendo. Vedo qualcosa di buono. Un cammello, una scimmia, un bazar. Cerco di stare sereno. Cerco di stare sereno. Vedo un miraggio lontano. C'era la tele, il festival bar. Cerco di stare sereno. Cerco di stare sereno. Ma non c'è posto, qui non c'è posto. Ah, ah. Il bracconiere fa il suo dovere. La carovana al posto di blocco. Non vuoi pensarci che ti conosco. Che vai alla festa e perdi il posto. E perdi il posto. Vedo qualcosa di buono. Un cammello, una scimmia, un bazar. Cerco di stare sereno. Cerco di stare sereno. Vedo un miraggio lontano. C'era la tele, il festival bar. Cerco di stare sereno. Cerco di stare sereno. Io ti conosco, io ti conosco. Anche se paghi qui non c'è posto. Io ti conosco, io ti conosco. Pure su Marte non c'è più posto. Vedo qualcosa di buono. Io ti conosco, io ti conosco. Cerco di stare sereno. Io ti conosco, io ti conosco. Vedo qualcosa di buono. Io ti conosco, io ti conosco. Cerco di stare sereno. Io ti conosco, io ti conosco.
finale anche psichedelico. Io ti conosco, questo appunto sempre dall'album Miraggi, questo è un brano che appunto io conoscevo, adesso non è per fare la battuta, no? Perché avevi ricordato che lo conoscevo abbastanza, lo conoscevo come brano. Un brano nel quale Dejan, devo dire, non ha partecipato perché c'ero già stato io. Hanno fatto la batteria? Ha mosso un po' la cosa, vabbè. Però che probabilmente invece nel prossimo brano, che se non ho capito è un po' più onirico, diciamo, un brano più sognato, diciamo, no? Ma che la legge Perché qua. io No, da lontano leggo bene, saperlo, non leggo bene da vicino, ma No, da lontano ci sì. leggo ancora, capito? Adesso non so per quale, però da lontano ci leggo ancora. E quindi so che il prossimo pezzo è più, diciamo, onirico, cos'è una... Sì, è un pezzo appunto si chiama Sogno che allora nel ritornello si parla di un sogno. Sì. È una canzone dove ci sono molti avverbi Addirittura. di quelli che finiscono con mente. Sì, che ne so. Mente. No, finiscono però. Fortunatamente. Ecco, fortunatamente ad esempio c'è. Accidentalmente. Quello non c'è. Quello non c'è. Puoi dirne un altro, vediamo un po'. Se Vabbè, c'è. adesso No, proviamo. proviamo. Tanto accidentalmente non si usa. Strepitosamente. Neanche si usa molto. Neanche. Vabbè, cioè, cosa hai messo? Dicene una che non te la ricordi. Vabbè. Sostanzialmente. È il primo. È il primo. Il primo. Allora, segniamoci questa parola. Sostanzialmente si tratta di un sogno e questo brano si chiama Sogno che. Che? Ma è lui che dà il 4, io non c'è. Vai Dejan! One, two, three, four. Sostanzialmente non ho capito tanto, se ho sbagliato lo so, mi passi a fianco. Principalmente si salva sempre uno, 2 passi in centro per caderci dentro, e sogno che coltivo mentre fuori piove, ho le mani sporche di te, e sogno che son vivo e niente più si muove, ho le mani sporche e rimango sveglio. E fortunatamente ho tutto quel che serve per andare a fondo. Aspettami un secondo. E casualmente, incontrandosi in un bar, come vissuto ultimamente, ora son presente e sogno che coltivo, e mentre fuori piove ho le mani sporche di te, e sogno che son vivo e niente più si muove, ho le mani sporche e rimango sveglio. E rimango sveglio, e rimango sveglio, e rimango sveglio. Sinceramente mi sentivo meglio
in cima allo scoglio a sentire il vento. E tutto questo vento, e tutto questo vento è messo nelle tasche, che ti dà la forza, questa è la mia rivolta, questa è la mia, questa è la mia rivolta, 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 questa è la mia rivolta. E sogno che coltivo e niente più si muove. Ho le mani sporche di te e sogno che son vivo e niente più si muove. Ho le mani sporche e rimango sveglio. Sveglio e rimango sveglio e rimango sveglio. Questo è un pezzo, questo sostanzialmente diciamo che era sogno che, però diciamo c'era sostanzialmente, fortunatamente, bella, Sì, questa fortunatamente, principalmente. no, bella canzone, questa qui bella canzone, non l'ho ancora sentita, è sempre presente in questo album, uscito da pochissimo, abbiamo detto, si intitola Miraggi, È uscito tra l'altro anche, con una bellissima è copertina. è uscito diciamo anche un vinile, che ho qualche copia qui, cioè sono rimaste pochissime, 5-6 mila ancora ci sono. Sì. Però le vendi numerate, firmate, controfirmate, sempre. Sono qui stasera, vuoi farle vedere una? No? Sì. Sì, ce l'hai, farla vedere. No. E non la puoi far Ma ce vedere? la può vedere, è imboscata. È E comunque imboscata. guarda, l'immagine è quella lì che è il CD, Mau ha il CD, Vabbè, però però CD, è aspetta. diverso. Vogliamo farlo vedere? No, facciamo vedere alla fine. Vedere. Alla fine, siamo O no? va bene, è come vuoi tu, figurati, tu sei l'artista. Allora adesso la prossima canzone invece è una canzone più animata, più no. Ah, perché non nelle nostre anime si chiama. Non Come hai fatto? C'è scritto nelle nostre solo qua, però tu hai collegato. Io vado avanti. Oh, grazie, vedi Deia. Allora, ti dico quando sei inquadrato bene, vieni un po' più avanti, ecco, perfetto. Fagli il rullo di tamburi, zoomano, vai, si non hai vede. paura. Adesso Coprimi completamente. zoomiamo anche con la seconda, tanto va bene. Ottimo, come si vede bene. Madonna, è bellissima questa immagine, bellissima. È uguale, eh? Allora, guarda. Una bella copertina, e questo qua è proprio l'album, è stampato il vinile, poche copie, qui sono presenti stasera, le vendi, puoi dire, non lo diciamo. Sì, non lo sono diciamo. all'asta. All'asta addirittura. L'asta Quindi del dopo mobile. batteremo l'asta e vediamo L'asta del mobile. quanto sale quest'asta. Va bene, abbiamo detto una canzone più animata, la prossima, sempre presente però in questo vinile che abbiamo appena mostrato. C'è anche quello, uguale però diciamo, non è che è sempre quello. Poi perché ce ne sono diverse copie ci fa piacere. C'è Però anche il lato Fedel. il lato B, c'è anche il lato B. Sì, è tutto un Vuoi leggere i titoli degli un quadro. Lato A. Ma non si sente, devo vederlo, faglielo dire al microfono. Dai, faglielo dire al microfono, almeno. Una cosa che si sente solo da casa, dice. Allora, il lato A abbiamo Viva la vita, Sì, che è quella con la strofa iniziale muta, viva, sì, Ibiza, che l'abbiamo sentita anche. poi l'astronave. E questa non l'abbiamo, l'astronauta, scusa, l'astronave. L'ho fatto apposta. E dai, scusa. Io ti conosco, Sì, Quinta classificata. Lato A. la gazzella, questa è la Poi. ragazzi. Poi il lato B, abbiamo lato B, Lato più intimo. intimo. intimate. La confusione, Chiaro. bellissima, posso
esprimermi. Però non l'ha fatta stasera, non l'ha fatta. Non lo sapevo. No. Sai come lui poi. Confusione è la più bella, è proprio è toccante. Nelle nostre anime è la più bella. Sogno che, bella. I pesci, molto bella. Balla testa. Però l'ha messa alla fine, dai. piace. Però è vero, mi ricordo, La confusione è un pezzo bellissimo, è vero, hai ragione, è un pezzo bellissimo, con un testo bellissimo, e tu non lo fai stasera. Possiamo sempre farla, non è un problema. Oh. Siamo aperti, Fatto siamo tutte le aperti. cose, se non te la ricordi la cantano loro. Fatela adesso, dai. Facciamo adesso? No, se no, non lo mettiamo in difficoltà che già. No, mi piace. Se ti mettiamo in difficoltà, Lo dico. dillo. Se invece non è in No, lo dico in caso. in caso, quindi cosa fate adesso? Vedi che l'abbiamo messo in No. difficoltà, hai visto? Facciamo un pezzo che si chiama La difficoltà. No, nelle nostre anime dovete fare quello. Sì. Però non so No, vogliamo farle la confusione? Ha detto di no. È lui ha che già decide. caricato nel calcolatore di quella lì, adesso non esageriamo. Allora adesso ci ascoltiamo nelle nostre anime e magari dopo ci fai. Poi dico dopo. Sì, se no la faccio adesso. Ma no, dai. Senza niente. Facciamo un attimo a cappella. Ah, fai una Tutti cosa quanti così. insieme. Fuori, Dejan, un fuori cantate programma. anche voi tutti quanti, facciamo senza tutto. Facciamo, bravo, fai un momento così alla Paganini, dai. Alla Paganini. Ah, mi sento Brianino. No, che c'entra Paganino? Dici perché Paganini? Infatti. Paganino, fai una cosa alla Paganino. Ricominciare mentre è già finita, rifare ancora la punta alla matita, tirare fuori la testa da un balcone, che confusione. Ci vuole un canto di sirena e un brutto sogno, guardare un fiume, una nuova direzione, dare la colpa ad una coincidenza. ci vuol pazienza. Ci vuole amore per uscire dal terrore, ci vuole terrore per uscire dall'amore, ma vado a capo e servo pure io, che confusione. Violini, pa 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 pa, pa 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 pa, pa 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 pa. Se mi commuovo è perché siamo vivi, siamo un pianeta e non ce ne accorgiamo. Chiudere il mondo nel palmo della mano, allora è vero, non siamo così lontani. La galassia è il bello delle stelle, la tua guancia morbida e ribelle. Andiamo avanti sul nostro sentiero. Dai, non ti prego. Allora perché mai mi sento uno straniero? Tum 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 pam tum 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 tam tum 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 pam tum 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 tum. Ci vuole amore per uscire dal terrore, ci vuole terrore per uscire dall'amore, ma vado a capo e servo pure io, Che confusione. senza amare, Senza un posto cappella in cui tornare. dividi dividi da
ci vuole amore per uscire dal terrore. Ci vuol terrore per uscire dall'amore. Ma vado a capo e servo pure io. Che confusione! Abbiamo fatta, diciamo così, bellissimo, ma anche con questo spirito un po' a zig-zag, mi piace, un po' a zig-zag, appunto perché un po' un puzzle, un po' un puzzle. Poi uno se la sente tutta intera nel disco, così viene più voglia di sentire com'è proprio. probabilmente sì, forse Come c'è tutti. stato un po' un No, ribalzone perché bello, bello, mi piace. anche a me. Allora, adesso invece continuiamo col programma musicale, così come descritto nella tua scaletta stampata. A questo punto, se non ho capito male, il maestro era già pronto con questa canzone animista. Maestro animata. Luca. Certo, presentiamolo, anzi, Sì. già che ci sei, presenta Allora presento la band. la band Luca Mignacca. Serena Bulla. Dejan Martinelli. Mauro Gurlino. Grazie, grazie, grazie. Sergione. L'atleta che chiaramente l'atleta. Allora, siamo pronti adesso? E poi alla fine. Nessuna colpa nelle nostre anime, se non quella che piccola così ritorna, che ritorna. 5-6 strade, vabbè, senza pensare al monossido di carbonio che mi inquina la mente, e apro la finestra, un po' di pubblicità. Nessuna colpa nelle nostre anime, se non quella che piccola così, così, e non fa male, che non fa male, e non fa male. È come dire ti penso, è come dire ti scrivo, ora che sono contento e ci vediamo giù in centro. È come dire mi piaci, è come dire ti penso, ora che sono contento e ci vediamo lì. Nessuna colpa nelle nostre anime, se non quella che piccola così ritorna. E chiudi la finestra, noi che cerchiamo una meta per apprezzare il paesaggio davanti al supermercato. Qualcuno chiede moneta, che suona le campane, è ora di mangiare, è ora di mangiare. Nessuna colpa nelle nostre anime, se non quella che piccola così, così, e non fa male, e non fa male, e non fa male. È come dire ti penso, è come dire ti scrivo, ora che sono contento e ci vediamo giù in centro. È come dire mi piaci, è come dire ti penso,
ora che sono contento e ci vediamo lì, è come dire non vengo. Nelle nostre anime, questo è un bel brano, finalmente Degna si è messo anche a suonare un po' la batteria, così era un po' una situazione tipo funky drummer con due batteristi eccezionali. Allora, siamo arrivati alla fine di questo tuo passaggio qui da noi, almeno venuto nella scaletta. L'ultimo brano è una canzone, come dire, un po' per quelli che gli piacciono le scarpe e le sneaker? No? No, No. no, la gazzella è riferito alla preda. Proprio alla gazzella preda. Non alle scarpe e Cioè neanche qua. al gruppo. No, peccato. No, no. Una cosa più di savana, quindi una cosa più. Sì, Gigi Savana. Una cosa più. Una cosa così. Vedi, quindi quella giungla così un po' Metropolitana. metropolitana. Una metafora, un po' Sì. ha Perché, detto una infatti, lui- metafora che se no non si Lui è sa. istruito, ha fatto DAMS. Ha fatto il Dams addirittura, cioè, sì. L'ha fatto con Umberto Eco, l'ha fatto lui il Dams. È chiaro, è chiaro. Va bene, quindi questa è una metafora, diciamo, della preda, hai detto, no? Cosa hai detto? Della preda? Dove vai? Parla lui. Della preda. Della preda. Vabbè, questa è una metafora della preda. E finiamo così, diciamo, con la metafora della preda, perché a parlare, vabbè, sì. Ma perché devi fare delle cose dietro di lui? No, vabbè. No, magari tu devi pettinare, che ne so. Di Sì. avere tipo lui che rispondesse alle domande. O Vabbè. anche a Serena. Se vuoi fare una domanda a Serena? Ma io, cioè, sì, va bene. Una. Chiudiamo con questa canzone sulla preda e possiamo dare un arrivederci. Ci sono altri appuntamenti da segnalare, delle cose magari che bisogna Possiamo ricordare. fissarli. Possiamo fissarli addirittura, no? Cioè, se lo dici così però è chiaro. Abbiamo Come una si fa puntata- per fissare? Uno scrive lì all'atleta e fissa un appuntamento. È l'atleta che scrive. Orario ufficio. L'atleta scrive. Ho capito. Qualcuno risponde. E qualcuno risponde. Va bene, allora Andiamo a tasti tipo fra un mese. Partiamo tra poco. adesso piano piano. andare in bici. Vabbè, piano piano, a piedi, va bene. Cammino di San... com'era? Siete sulla via Francigena? Sì, difatti poi facciamo Cuneo, cioè prima la Loggia, poi Cuneo, Sì. poi Asti. Andiamo. No, veramente vabbè, comunque, dipende che giro fai. Carignano. Però. Carignano, certo, vabbè, buono, buono. Quindi per seguire le vostre date bisogna andare, c'è la pagina Facebook, le solite cose. No, No, non c'è la sì, siamo su Google Map, ci hanno messo adesso. su Google Maps. Sì, Vabbè, uno mette l'atleta e viene ed fuori. esce fuori proprio... Dove proprio sei tu in suoniamo quel noi. momento lì, ho capito. Sì, se siamo tutti e quattro però, se no non esce. Ho capito, vabbè, è semplice come cosa e quindi scaricatevi l'applicazione per seguire l'atleta e c'è su Google Maps. Va bene, va bene. No. Cioè abbiamo... vabbè sì, abbiamo tutto comunque. Nel senso... Sì, di oltre- queste cose dei social, sì, ho abbiamo capito. tutto quanto. Facebook, se su Spotify, eccetera, eccetera. Sì, Oh, va bene. Allora ci salutiamo così con Ci vogliamo leggerezza. salutare? Ci salutiamo Va bene. con leggerezza. Questo è l'ultimo. ok, per questa canzone qua volevo pregare tutto il gentile pubblico Sì, di venire qua sopra e ballare con noi. Questo qua. ci sta, Qua sopra. ci metti che sei raffreddato. È un invito che tu fai, non è che li obblighi, però No, diciamo un se invito. uno volesse può salire su, tanto c'è anche lei che può fare Vai a prendere un po' di gente. cioè, Sì, no, mentre dare il suoniamo. benvenuto, Sì. perché è un pezzo dance questo. Sì, E allora, il pezzo dance, adesso vedrai che questo era Gazzella. Ah, parti così anche come Bruce Springsteen. Vai in mezzo, guarda che non c'è il cavo di Bruce Springsteen, devi farti il cavo più lungo.
più lungo. Allora, quando siamo... allora, sì, praticamente lei fai... Ma sì, ti puoi buttare, fare stage time. Ma adesso con la musica vedrai che la cosa succede. Ma Vedrai che secondo succede. me... perché non vorrei che finisse mai questo momento. No, ma non finirà mai, figurati. È un momento... non finirà mai, figurati. Non Poi si finirà torna mai. a casa... Te lo puoi riguardare in streaming. No, quello puoi non mi fare- piace. non ti piace. Vuoi viverlo adesso, però. Sì. Ma è già infinito, comunque. No, Siamo no, già immagino. sulla buona strada, voglio dire. Non è che... cioè, adesso aspetta che sta piazzando la cosa lì. Noi facciamo. Allora, Gazzella. Gazzella. Questa è la Gazzella. Tutti insieme... sapete? E mi ritrovo che non so che cosa fare, fiutar la preda ma non mangio solo quella, giro la testa alla savana una gazzella, è come un treno che non sa come fermare. Che sento freddo e mi sento l'animale, lì fuori i pesci che non possono affogare, l'eco ripete che no, non è importante, faccio fatica, il mio piede è un elefante, mi sento sempre in bilico, imballato, e qui sto comodo. Svegliarsi presto la mattina, Lucio Dalla, chi non usciva se non c'era da fumare, io regalito muchachita stiam ballando, nel salotto a corpo cia cia cia, e ballo il twist, è finito un altro giro da contare, oh che cavolo, è caldo nel motore, facendo il capo che dobbiamo risalire, che non si rischia niente, mi sento sempre in bilico, improvviso, così sto comodo, con le ruote corro e medito, passa tutto e non c'è medico. E ballo twist e cia cia cia, e ballo twist e cia cia cia, e ballo twist 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 twist. Mi sento sempre in bilico, imballato, che qui sto comodo. E mentre mi sento sempre in bilico, 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 e mentre mi sento sempre in bilico.
L'atleta, grazie mille, thank you very much. Speriamo di rivederci prestissimo, magari quest'estate qui al Salotto. Vi auguriamo, come dire, una grande, una bellissima tournée e quindi insomma tante belle cose. Non mi guardare Grazie così. dell'ospitalità e auguriamo a noi tutti quanti una bellissima primavera che sta arrivando. Già, si sente proprio fuori. Si sente. È vero. Ce l'hai il bis? Sì, ce l'abbiamo. E cosa vuoi fare con il bis? Quello che chi è che ha chiesto bis? Ma ho avuto un lapsus, cazzo, è quella che conosco meglio. La rifacciamo? Quella lì? Mi sento strano, che cosa c'è? Un'altra Fai il sistemone, Facciamo il sistemone? Fai il sistemone, se te lo ricordi, dai. Adesso vediamo cosa ha scelto il maestro. No, che non... No, il sistemone no. Non ho capotasto, poi vi faccio un'altra brutta figura. I pesci. Pesci? Qual è? È la penultima No, nell'album. vorrei è fare la balla alla testa, che non abbiamo fatto. Dai, Balla la testa. balla alla testa. Balla la testa? Balla alla testa. No, balla la testa. Quando è? Siamo pronti? Sì? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yeah. Alzo il volume dello stereo, così mi balla anche la testa. Alzo il volume dello stereo, così mi balla anche la testa. Alzo il volume dello stereo, così mi balla anche la testa. Alzo il volume dello stereo, così mi balla. Che non pensa. E che non pensa. Alzo il volume. Alzo il volume dello stereo, così mi balla anche la testa. Alzo il volume dello stereo, così mi balla anche la testa. Così mi balla anche la testa. Alzo il volume dello stereo, così mi balla anche la testa. Alzo il volume dello stereo, così mi balla anche la testa. Alzo il volume dello stereo, così mi balla anche la testa. Alzo il volume dello stereo, così mi balla, che non pensa. E che non pensa. Alzo il volume dello stereo, così mi balla anche la testa. Alzo il volume dello stereo, così mi balla anche la testa. Grazie all'atleta, grazie a Sorry for Pluto, veramente grazie alla parte tecnica Sergio Livato e da Bruxelles Danilo Samà, ringraziamo il Lab e vi diamo appuntamento alla prossima settimana, sempre qui diciamo al Salotto, vi auguriamo una bellissima settimana, tante belle cose, possiamo far partire la sigla? Facciamo partire la sigla. Au revoir, alla prossima, bye bye.